presepe ambientato nel deserto del Sinai. Quest'anno a Coreglia Ligure si torna alle origini. Tra le 34 natività che concorrono alla 38esima edizione di Presepi in Fontana Buona, costruite in capanne, grotte, tra le macerie o alle pendici di un vulcano, i volontari della chiesa di San Nicolò hanno deciso di puntare sul classico deserto. C'è la tenda, una tenda in stile beduini del deserto, e poi i monti che rappresentano il Sinai, con un po' di spiegazione per il collegamento con i 10 comandamenti e la natività. Un viaggio attraverso il tempo tra fede e tradizioni, incontrando beduini, cammelli e capre, per arrivare finalmente alla tenda sotto la quale si trovano Maria, Giuseppe e Gesù Bambino. Le statuine ce le hanno offerte la comunità di Coreglia Antelminelli della Toscana, con cui siamo gemellate, e un po' di anni fa, quando c'era stato l'incendio che aveva bruciato la nostra sacrestia, ci avevano regalato le statuine della Natività. Un presepe realizzato interamente con materiali di recupero, povero ed essenziale, quasi a voler riprendere l'ambientazione originaria di quella lontana e fredda notte di dicembre. Ma l'immaginazione non si ferma qui e i volontari, mentre attendono la giornata della premiazione del concorso, prevista per il 17 gennaio a Cicagna, già fantasticano sul possibile tema del prossimo anno. L'anno scorso abbiamo fatto il bosco, quest'anno il deserto, un altro anno mare.